Università di Padova, Regione del Veneto e il bacino idrominerario dei Colli Euganei hanno sottoscritto un accordo di 3 anni per sviluppare il progetto Treasure Tesoro. Sì, perché sotto Abano e Montegrotto potrebbe nascondersi un vero e proprio tesoro. Parliamo dell'acqua calda termale che potrebbe essere usata per usi diversi da quello medico. Per la prima volta, diciamo, si apre la possibilità di utilizzare quest'acqua anche per scopi energetici. Questo è il punto fondamentale. Il problema è che fino a poco tempo fa questo tipo di aspetto era sempre stato trattato in maniera, come posso dire, populista, mentre è un aspetto che riguarda, diciamo, un aspetto più scientifico che riguarda la sostenibilità di questo sistema, che è una ricchezza del nostro territorio, del territorio euganeo. La possibilità di valutare dei progetti che utilizzano l'acqua non per scopi sanitari ma per scopi energetici è veramente la novità di questo progetto. Il progetto si propone di monitorare il delicato equilibrio in cui si trovano le acque termali e che non venga alterato. E la cosa fondamentale è tenere sotto controllo cosa sta succedendo. Quindi il nostro scopo sarà quello di valutare questi nuovi progetti, ma contemporaneamente di valutare che tipo di impatto hanno sul sistema. Nel momento che questi nuovi progetti non impattano negativamente sul sistema, diciamo, possono essere accettati e quindi può essere fatta dell'estrazione di acqua non per scopi sanitari. Un finanziamento regionale di 230.000 euro in 3 anni per valutare e implementare il monitoraggio di quella che potrebbe trasformarsi in una risorsa importantissima. E qui noi andiamo a ripensare il sistema di monitoraggio delle acque termali del bacino euganeo, perché vogliamo capire intanto esattamente la compatibilità e l'equilibrio degli emungimenti con la falda e poi nella nostra intenzione è quella di riuscire ad arrivare a immaginare un uso dell'acqua termale non solo a fini terapeutici ma anche a fini energetici o di altra natura. Ovviamente tutto questo deve essere fatto in maniera che sia compatibile con l'ambiente.